imputati principali, Scattone e Ferrara, nell'esame delle varie risultanze processuali dirette all'affermazione della loro responsabilità, e poi per quanto riguarda in punto di fatto, e poi per quanto riguarda invece la qualificazione giuridica dei fatti, interverrà l'Avvocato Generale con riguardo a Scattone sulla questione che è rimasta impregiudicata dopo la sentenza di annullamento della Cassazione, e cioè sulla questione relativa all'omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale o all'omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, così come è stata scelta dalla Corte d'Assise d'Appello, la cui sentenza però è stata annullata. E poi interverrà anche su un aspetto sempre della questione in fatto che riguarda la testimonianza della Rosangela Villela. Poi io riprenderò a parlare della qualificazione invece giuridica degli altri due fatti addebitati, uno a Ferrara e l'altro a Liparota, e concluderò in merito alla loro responsabilità, alla responsabilità di tutti gli imputati, con la richiesta delle pene. Intanto mi sembra doveroso fare un breve e sintetico richiamo a quello che noi abbiamo detto nella scorsa udienza, quando, seguendo l'iter metodologico indicato dalla Suprema Corte nel valutare le risultanze processuali, abbiamo preso l'avvio, proprio come dice la sentenza, abbiamo preso l'avvio dalle due chiamate in correità, o come dalla duplice chiamata in correità, come si esprime la sentenza, dell'Alletto e della Liparota, svolgendo una serie di considerazioni che possono riassumersi, sintetizzando al massimo, nei seguenti punti. 1. In questo processo l'Alletto ha assunto in crescendo la veste di persona informata dei fatti, quella di indagata prima, quella di imputata poi del reato di favoreggiamento personale. Questione molto importante, perché voi avete letto la sentenza della Suprema Corte in cui si parla di veste formale che assume il dichiarante o colui che fa dichiarazioni accusatorie, perché le dichiarazioni accusatorie possono essere fatte anche da un testimone che puro, che assiste al fatto e dice: è stato lui, l'ho visto io, è quello lì che ha sparato, è quello lì che impugnava la pistola. Queste sono le dichiarazioni accusatorie di un testimone. E poi ci sono le dichiarazioni accusatorie di uno che invece, dopo aver assunto la qualifica o la qualità di persona informata sui fatti o di testimone, incappa nell'addebito di favoreggiamento personale, perché si dice che quelle cose che tu hai detto prima non erano vere e quindi tu in quel momento hai fatto falsa testimonianza, se si tratta di un test, o hai reso dichiarazione falsa o reticente ai sensi dell'articolo 371 bis che è stato introdotto ultimamente, oppure hai commesso favoreggiamento personale, e quindi da questo momento io ti sento come persona indagata sui fatti. Ne abbiamo già parlato, in cui bisogna metterlo in rilievo, perché lo ha messo in rilievo la stessa Corte d'Assise di primo grado.
quando abbiamo parlato della utilizzabilità in questo processo delle dichiarazioni rese dall'Alletto prima della famosa risoluzione, come la chiama la Cassazione, del 14 giugno 1997. E vi ho ricordato che il GIP, in sede di incidente di esecuzione, aveva ritenuto inutilizzabili tali dichiarazioni e quindi le aveva escluse dalla contestazione all'Alletto in sede di incidente probatorio che si svolge, come voi sapete, nel contraddittorio delle parti, perché l'incidente probatorio è soltanto un modo di formazione anticipata della prova, ma si svolge con il metodo, diciamo così, con cui si svolge il dibattimento. È una garanzia perché si deve anticipare la prova, la formazione della prova. E quindi questo è un primo punto fermo, io ho chiamato paletto nella volta scorsa, che noi dobbiamo mettere su questo processo, o quantomeno dobbiamo mettere sul terreno, sul terreno, per delimitare il recinto della prova, così come vuole la Cassazione. Il recinto della prova, in questo recinto tu devi cercare la prova, non puoi andare fuori. Lo dice quando poi sottolinea che questo processo si impegna tutto sulla valutazione della prova specifica e fa quelle considerazioni sulla prova generica che tutti sappiamo e che io non voglio ripetere. Primo. Secondo, dopo la clamorosa svolta, così come la chiama la Cassazione, del 14 giugno 1997, l'Alletto ha mantenuto costantemente ferme le sue accuse nei confronti di Scattone e di Ferrara. Sono espressioni usate dalla Suprema Corte di Cassazione. Le ha mantenute ferme durante i lunghi e estenuanti interrogatori a cui è stata sottoposta in sede di incidente probatorio nel corso del dibattimento, non soltanto di primo grado, ma anche nel corso del dibattimento di secondo grado. Perché vi ho ricordato la volta scorsa che l'Alletto, attraverso una rinnovazione parziale del dibattimento, è stata sentita questa volta nella veste di testimone anche nel dibattimento di secondo grado. Mancava soltanto che fosse sentita in questa sede di giudizio nell'invio. Avevamo detto, in cui avrebbe dovuto essere sentita come testimone. Ed è stata sentita anche in sede di quel duro confronto di cui vi ho parlato e di cui vi ho letto alcuni passi rivelatori nella scorsa udienza. Questo è il quadro che voi dovete tenere presente, secondo la Cassazione, nella valutazione dell'attendibilità intrinseca della donna. Perché, signor Presidente, lo ricordo a me stesso, ma lo ricordo soprattutto ai giudici popolari che non erano nei precedenti processi, l'Alletto ha riconfermato tutto nel corso del processo di primo grado e anche nel processo di appello. In quel processo, se voi vi rileggete gli atti, io ho fatto una domanda conclusiva all'Alletto, dopo che aveva risposto su quello
per la quale era stata chiamata. E sono quelle domande conclusive che si fanno per scrupolo, per coscienza e per mettere un punto fermo su tutto il can che si era determinato. E io ho detto umilmente: ma signora Letto, lei ha detto la verità? Ha detto sempre la verità? Nient'altro che la verità in tutte queste dichiarazioni che lei ha rese, prima, dopo, durante? E lei, se voi vi rileggete il verbale di quell'udienza, ha risposto con un secco e deciso sì. E questo è importante ai fini di quell'affermazione della Cassazione che dice: tu non devi andare a vedere quello che Lalletto ha detto prima della famosa risoluzione del 14 settembre, tu devi verificare se le accuse sono state sempre costantemente mantenute durante tutto l'iter in cui questa persona ha assunto la veste ormai di indagata di reato prima e di imputato dopo. Questa è la regola di giudizio che la Cassazione ha fissato in quella sentenza ai sensi dell'articolo 192 secondo comma. Non voglio parlare di questioni giuridiche per voi giudici popolari, ma ogni tanto quelle più facilmente comprensibili le diciamo. Confrontatevi il verbale dell'udienza del 26 giugno 2000. E allora noi già abbiamo uno di quei requisiti, uno di quegli elementi che la giurisprudenza di legittimità richiede per dare attendibilità alle dichiarazioni del chiamante in verità o in correttà. Il principio della costanza. Non è il nome di donna, costanza, che io ho mantenuto costantemente ferme quelle mie accuse per tutto quel periodo davanti a tutti quei giudici nel corso di tutti quegli interrogatori, anche massacranti, in cui mi hanno sottoposto ad una cross examination o un esame incrociato veramente duro. Basta rivedervi, perché voi ce l'avete per fortuna, le videoregistrazioni del procedimento di primo grado e vi renderete conto, come vi ho invitato a rivedere anche la videoregistrazione di quel confronto. Quindi allora noi dobbiamo mettere anche quest'altro punto fermo. A fronte della indubbia costanza delle accuse, nessuna concreta rilevanza, dice la Cassazione, perché non sto usando termini miei, umili termini di un pubblico ministero, sto usando la massima giurisprudenziale che ci proviene dalla Cassazione. Nessuna concreta rilevanza può e deve essere attribuita alle precedenti dichiarazioni reticenti rese quando Lalletto era stata sentita in qualità di persona informata sui fatti, poiché tali dichiarazioni, a parte ogni considerazione sulla inutilizzazione ai sensi dell'articolo 63 del Codice di procedura penale, attengono ad un periodo precedente alla risoluzione del 14 giugno 1996 e come tali, dice la Cassazione, udite, udite, e come tali sono del tutto estranei alla genesi delle dichiarazioni accusatorie della donna, che in rotta decisa e convinta con l'atteggiamento omertoso assunto fino a quel momento e mantenuto fermo anche in sede di confronto con la Lipari, si era decisa a cambiare versione raccontando quello che aveva visto mentre si trovava con Liparota nell'aula assistente. Questo ce lo dice la Cassazione. Siccome il giudizio di rinvio
ci hanno insegnato fin dai banchi dell'università, deve seguire le direttive della Cassazione, perché è vero che voi giudicate con gli stessi poteri del giudice di appello, però la caratteristica del giudizio di rinvio è che voi non vi potete discostare dalle questioni di diritto e dalle valutazioni in diritto che la donna ha dato, che la Cassazione ha dato in questo processo, pur essendo liberi voi della verifica, critica e interpretativa e lo ha detto la Cassazione all'inizio del suo. E che cosa ha aggiunto? Che è un altro punto importante. L'abbiamo detto ieri e poi chiudiamo e non ne parliamo più, almeno da parte mia. Continuare a rimarcare le due versioni radicalmente contrastanti fornite dall'Alletto prima e dopo la svolta del 14 giugno del 1997, sia pure al dichiarato fine di far emergere i condizionamenti, fra virgolette, quei condizionamenti di cui si parla anche nella relazione pregevole relazione del giudice all'Atere, da lei subiti prima di quella data, nulla toglie e nulla aggiunge al problema della sua attendibilità intrinseca, che va valutata alla stregua di parametri. Anche questo ha messo fine la Cassazione ad una querela che sembrava inarrestabile, alla stregua di parametri diversi dalla visione del cosiddetto video shock, perché non è destinata ad incidere in alcun modo sulla sua valutazione e sui meccanismi sottesi al libero convincimento del giudice. Ma noi avevamo detto che non ci potevamo nascondere dietro un dito, noi siamo aperti al più ampio contraddittorio, noi siamo pronti a confrontarci anche con le suggestioni, a confrontarci anche con i condizionamenti presunti, a confrontarci anche con le presunte pressioni, perché noi lo sentiamo dentro come un dovere morale, oltretutto, perché? Per eliminare, perché avevo detto nella volta scorsa, chi ce lo toglie più dalla mente? È facile dire no, tu adesso di questo non ne devi tenere conto, però quello è accaduto, quello è ormai nella mia mente, quello è ormai nei miei occhi. Questo video shock è stato proiettato dalle televisioni in tutto il paese. Non sono stati proiettati, non sono state fatte cassette su quel confronto fra l'Alletto e Ferraro e Scattone, se vogliamo la par condicio come si dice in televisione. Non sono state proiettate interrogatori dell'Alletto quando resiste a quegli attacchi duri, prementi, pressanti, giusti, legittimi della difesa e degli stessi imputati, e rimane ferma, solida. Non sono stati proiettati o visti o messi in cassetta quegli interrogatori di Contemi di cui parleremo, dovremmo parlare, e quel confronto fra Contemi e Ferraro, veramente inquietante. Definito, perché io in questa mia requisitoria voglio usare parole spesso di altri più alti di me, definiti dalla prima Corte di Assise, inquietante, giudici come voi, che si sono riuniti in Camera di Consiglio e hanno visto, letto, considerato, valutato quell'episodio inquietante. E allora dobbiamo anche qui mettere un punto fermo, un altro paletto, e dire che con riguardo ai presunti condizionamenti, fra virgolette, subiti dall'Alletto ad opera degli inquirenti,
vogliamo ribadire quanto sempre avevamo affermato, concordemente con i giudici di primo grado: nel processo, al di là delle apparenze, non v'è spazio a dubbi irragionevoli e ingannatori sulla genuinità della chiamata in reità dell'alletto. Secondo elemento, secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza per valutare l'attendibilità intrinseca del chiamante in reità. Non c'è spazio, i dubbi sono ingannatori, diceva Shakespeare. Non fatevi ingannare dai dubbi. E che i dubbi devono essere ragionevoli. Non per niente voi sentite ogni giorno, anche nelle televisioni, al di là di ogni ragionevole dubbio. Non sentite al di là di ogni dubbio. È l'attributo ragionevole che è importante. Non v'è spazio per ipotizzare, neppure lontanamente, quella sorta di costruzione artificiosa di cui pure si è parlato nella relazione, costruzione artificiosa dell'accusa ad opere degli inquirenti. L'abbiamo detto, sta ridetto, vi abbiamo mostrato perché non v'è spazio, e del resto l'hanno detto davanti prima di noi ben 2 corti di assise. E quello che hanno scritto non può essere annullato, non può essere annullato, non fa parte dell'annullamento. Quella motivazione così corposa della sentenza, i rilievi che sono stati mossi alle accuse legittime della difesa, che parlava di condizionamenti, di pressione da parte degli inquirenti, sono stati valutati, considerati, criticati ed estinti, come si fa in qualsiasi processo. E su questo non pesa il maglio della Cassazione. Perché alla fin dei conti, come dicevo prima, la Cassazione ha detto che bisognava invertire l'ordine dei fattori per vedere poi se il prodotto cambia. E vediamo se invertendo l'ordine dei fattori il prodotto cambia. È un'altra cosa, voglio dire, perché me la sento veramente venire dal cuore. Parlare di manipolazione della verità da parte dell'alletto o addirittura degli inquirenti è veramente ragionare fuori dalla realtà, sia fattuale che processuale, fuori dalla realtà. Io ci credo, lo sento, ve lo dico con pacatezza, lo dico con grazia, siamo fuori dalla realtà. Ecco perché vi invitavo a usare il buonsenso, la ragionevolezza, la logica, ma piuttosto il buonsenso comune, che ci deve guidare sempre nelle azioni nostre e nella valutazione delle azioni degli altri. Se ho aggiunto anche un'altra cosa, mi sembra, o comunque l'aggiungo oggi, se vi sono state delle pressioni o delle sollecitazioni a dire la verità, tu devi dire la verità, tu non hai detto tutta la verità, queste rientrano tutte nel novero di quelle autorizzate dalla legge, nei confronti di chi, sentito in qualità di testimone, di persona informata sui fatti, rende dichiarazioni palesemente mendaci o redicente. Ma anche il giudice, anche il presidente è costretto dalla legge ad avvertire una testimone che sta palesemente dichiarando il falso o si sta palesemente tenendo un comportamento redicente. Signora, guardi che lei deve dire la verità, che altrimenti incappa nella sanzione della legge che punisce i redicenti falsi. Certo, si può dire in un modo, si può dire in un altro. Certo, ma qui siamo uomini di questo mondo, lo sappiamo.
Io per esempio mi agito nel fare questa requisitoria, alzo la voce, magari lui che è più bravo di me è bello, impassibile, dice le cose molto più... Ma comunque non è che io posso essere giudicato soltanto dal mio gesticolare, del mio modo di alzare. Se dico delle cose vere, bene o male queste cose devono essere prese in considerazione, anche se le ho detto in un modo forse non adatto, non adeguato, non consono. Anche perché, signor Presidente, voglio aprire una parentesi e poi ne chiudo subito. Ma perché noi dobbiamo scontare gli eventuali errori degli inquirenti? Perché? Perché noi dobbiamo scontare eventuali presunti errori che noi sappiamo non incidono sul nucleo essenziale, centrale della verità, soltanto perché questi si sono verificati. Ma perché? Perché i genitori di Marta Russo, le legittime persone che hanno avanzato una richiesta di giustizia e di verità, devono scontare eventuali presunti errori commessi dagli inquirenti? Perché si è detto, quel video show, quel video show, che impressione, ma come si fa? Siamo ritornati al Medioevo, siamo ritornati alla tortura, ma insomma, la Cassazione lo ha spazzato via dal processo, dicendo una cosa molto importante, che può eventualmente essere utilizzato per fini extraprocessuali. Perché? Perché se ci sono stati, se modi sopra le righe ci sono stati, non riguardano accertamenti penalizzati, ma riguardano altri accertamenti. Sotto il profilo del resto lo sappiamo, lo possiamo dire, sotto il profilo disciplinare, addirittura sotto il profilo penale, perché questi giudici sono stati denunciati addirittura a Perugia, poi sono stati naturalmente assolti, sono stati denunciati al Consiglio Superiore della Magistratura e sono stati prosciolti. Vabbè. Chiudiamo il discorso. Del resto, le ragioni che in un primo momento avevano spinto Lalletto a tenere un comportamento reticente sono più che comprensibili e sono state tutte ben evidenziate dai giudici di primo grado che, sapendo come vanno le cose di questo mondo, le hanno capite e perfino giustificate, tant'è che hanno assolto Lalletto dal reato di favoreggiamento. Questi sono i punti fermi che voi dovete tenere presente nella vostra decisione in Camera di Consiglio. Si tratta di ragioni che si inseriscono soprattutto in quel clima di omertà che siete venuto a creare all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto, in cui Lalletto lavorava come semplice impiegata e che è stato magistralmente descritto in quella parte della sentenza di primo grado sulla quale io mi sono permesso di richiamare la vostra attenzione. La verità è, signori giudici popolari, che in quel contesto Lalletto deve essere sentita come il classico caso vaso di coccio fra vasi di ferro. Ma anche il vaso di coccio ha una sua dignità. Anche il vaso di coccio ha una sua dignità. E pur debole che sia, se viene rispettata e in qualche modo valorizzata, è capace di trasformarsi in una fonte di energia forte, stabile, in grado di resistere agli attacchi più duri, senza sgretolarsi. Questo è il vaso di coccio a cui si dà dignità di persona. I ripetuti tentativi di screditare Lalletto, legittimi, perché la difesa deve fare il suo lavoro, per carità, non vorrei che le mie parole fossero in qualche modo fraintese, per carità di Dio,
infatti dico con ogni mezzo consentito o non consentito, perché io sono aperto al più ampio contraddittorio. Si sono così infranti contro la verità sostenuta dalla donna che, collaborando con la giustizia, ha saputo riscattare la propria dignità, trasformandosi in una roccia granitica indistruttibile sulla quale posa le sue stabili fondamenta la fortezza della verità. E all'interno di questa fortezza la chiamata in reità dell'Alletto costituisce, per così dire, il bastione principale, che è difficile espugnare, perché la sua struttura interna, leggi attendibilità intrinseca, ha tutti i requisiti della stabilità, della solidità, dell'affidabilità, che peraltro risultano validamente confermati e saldamente sorretti da altri elementi di prova, distinti, autonomi, rappresentati dalle testimonianze della Lipari, dalle testimonianze dello Zai, dalle testimonianze della Villella, dalle dichiarazioni rese dai testimoni del fatto, come li ha chiamati la Cassazione, testimoni del fatto, cioè di quelli che hanno assistito in qualche modo al ferimento di Marta Russo e prima fra tutte la Iolanda Ricci che le stava accanto. Queste sono le fila che ci indica vorrei dire il filo di Arianna che noi dobbiamo seguire per uscire da questo labirinto, ormai è diventato un labirinto. Noi credevamo di aver portato attraverso questo filo di Arianna nella scorsa udienza i giudici fuori dal labirinto alla luce del sole, alla luce della verità, alla luce della giustizia. E adesso, dopo qualche mese, abbiamo dovuto apprendere dalla Cassazione che non ci eravamo riusciti. Non ci eravamo riusciti, perché quei giudici non hanno usato bene quel filo di Arianna. In quel labirinto si sono persi, tra virgolette. E allora bisogna, dice la Cassazione, riprendere in mano quel filo e fare quell'itinerario che lei ci indica, perché quello è l'itinerario giusto che ci porta all'accertamento della verità in questo processo. Io così l'ho interpretata la sentenza della Cassazione e la voglio rispettare, per carità, chi non la può. Perché anche perché, signor Procuratore Generale, Avvocato Generale, noi l'avevamo rispettata fin dall'inizio, quando avevamo detto da questi banchi: signore, questo processo si impegna tutto sulla prova specifica. Questo processo si impegna tutto sulla prova specifica. Valutiamo serenamente, pacatamente, con i parametri che conosciamo, le dichiarazioni dell'Alletto, le dichiarazioni di Barota, confrontiamole con le dichiarazioni della Lipari, con quelle dello Zai, con quelle di quant'altri voi volete, Iolanda Ricci e così via, altri testimoni, anche testimoni che vi riescono a dare un piccolo conforto. Poniamolo uno di fronte all'altro con gli alibi importantissimi, con gli alibi di Ferrari e Riscattoni, e decidiamo. Perché, signor Presidente, me lo lasci dire, noi avevamo ereditato un processo in cui i giudici di primo grado avevano disatteso il parere del loro perito. La perizia Torre, tanto per indicare soltanto un nome, era stata
completamente disattesa da persone come voi, che usando il buonsenso e usando la logica processuale aveva detto: queste cose che dice questo perito non ci convincono affatto. Noi avevamo addirittura una perizia contro quando abbiamo iniziato il processo di appello, e se c'era un interesse a chiedere ulteriori perizie, questo doveva essere nostro. Eppure noi abbiamo privilegiato il buonsenso, la logica, la ragionevolezza di quei giudici che avevano motivato in quella sentenza il perché non si poteva seguire il signor perito d'ufficio sulle finestre, sulla compatibilità, perché uno che dice, come è stato bocciato dalla Cassazione, no, è più probabile, con i miei calcoli, è più probabile che si sia sparato dalla finestra del bagno e non della cosa. Quello è più compatibile e quello è meno compatibile. No, perché ci sono i testi e giustamente i giudici popolari avevano nella mente quello che avevano dichiarato i testimoni. Qua quello che era tutto il materiale probatorio che cozzava contro questa risultanza peritale. Comunque, la Cassazione vuole che noi non teniamo fuori la prova generica, ma io lo faccio per valorizzare la prova specifica, come seguendo l'esempio della Cassazione, per valorizzare invece la prova specifica, per valorizzare le testimonianze delle persone che hanno assistito al fatto, soprattutto, anche. E allora noi vediamo, signor Presidente, come tutti questi elementi di riscontro, estrinseci, anche se da soli non raggiungono la consistenza di prova autonoma e distinta della colpevolezza di Scattone e Ferraro, e come vedremo anche dell'I Parota, altrimenti, come ha avvertito la stessa Corte di Cassazione, sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza, rendendo superflua la cosiddetta testimonianza del chiamante, chiusa parentesi, indico in questo caso l'espressione usata dalla Cassazione, considerati e valutati complessivamente, sono sempre parole della Cassazione, unitamente, dice la legge, la Cassazione usa l'espressione complessivamente, unitamente, dice la legge, risultando compatibili con la chiamata di reità, perché poi usa anche questa espressione, attenzione perché poi lo dovremo vedere, la compatibilità, risultando compatibili con la chiamata in reità dell'alletto, ne confermano e ne rafforzano l'attendibilità, unitamente a quelli desumibili da primi accertamenti medico-legali e autoptici. Sono gli unici accertamenti tecnici, diciamo così, che la Cassazione salva e che devono essere esaminati unitamente alla chiamata in reità dell'alletto e poi dell'I Parota. Mi sembra. E allora potremmo dire che basterebbero questi riscontri, signor Presidente. Questi riscontri provenienti da queste fonti autonome e distinte a chiudere il discorso sull'attendibilità della chiamata in reità dell'alletto, in merito al nucleo centrale e significativo della questione fattuale relativa allo sparo effettuata da Scattone dalla finestra numero 4 dell'aula assistenti, in presenza di Ferraro, dell'I Parota e della stessa Alletto, essendo essi anche sufficientemente individualizzanti, con riferimento specifico agli imputati e al fatto delittuoso loro attribuito. Non si può infatti negare che tali elementi di riscontro, coordinati logicamente tra di loro, canalizzati verso la chiamata in reità dell'alletto, valutati complessivamente, come dice la Cassazione,
riescono ad assumere un indubbio spessore probatorio sia sulla presenza dello scattone Ferrari nell'aula assistenti la mattina del 9 luglio del 1997 in coincidenza del ferimento di Marta Russo, sia sulla loro individuazione come persone coinvolte nell'esplosione del colpo che attinse la povera studentessa. Questo è il primo punto. Esaminando soltanto le dichiarazioni di Dalletto e riscontrando la sua attendibilità intrinseca con questi altri elementi di prova. Non siamo ancora di Parota. Abbiamo parlato? Perché la Cassazione così dice. Tu prima devi esaminare la dichiarazione della chiamata eredità Dalletto, la devi valutare sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, poi esamini quella dell'Iparoca, la valuti sotto il profilo intrinseco e estrinseco e poi devi vedere se per caso si integrano a vicenda, si saltano, seguendo un iter indicato. È un iter, non vorrei peccare di presunzione, per carità, Dio me ne guardi, un iter che potrebbe dire basta questo, basta così. Se l'Iparota non ci fosse, nulla questio, perché la legge parla di chiamata in realtà di una persona la cui attendibilità intrinseca deve essere valutata alla luce di atti riscontri. Ma non chiede che gli atti riscontri siano altre chiamate in verità, per carità, anzi, non lo chiede. Quindi se noi adesso qui non avessimo l'Iparota per caso, per ipotesi, noi dovremmo decidere in base alle dichiarazioni dell'Alletto e in base alle tutte quelle altre dichiarazioni o altre risultanze processuali, altri elementi di prova di cui si parla nell'articolo 192 che ne confermano l'attendibilità, punto e basta. Visto che non possiamo usare quella prova generica che non ci dà affidamento, diciamo così tra virgolette, no, e noi invece abbiamo anche qualcosa di più. Noi abbiamo qualcosa di più. Perché la verità non va sola, la verità si accompagna sempre a qualcuno. La verità in questo caso, la verità dell'Alletto, si accompagna con la verità di Liparota, vanno a braccetto. Questo è l'altro elemento del processo. Noi non abbiamo un'unica verità da controllare, da riscontrare. Noi abbiamo un'altra verità che, guarda caso, converge con la verità dell'Alletto. E qui, allora noi la dobbiamo utilizzare, giustamente. Siamo fortunati, si può dire. Se non ci fosse stata, avremmo trovato una verità solitaria, eppure avremmo potuto decidere su quella verità solitaria, che è la chiamata, per carità, non voglio essere frainteso con queste, la chiamata in realtà, che quando uno la ritiene attendibile e riscontrata anche estensivamente diventa una chiamata di verità. Quando uno la ritiene attendibile e riscontrata, chiaro? E guai se le sentenze di condanna coprese non si fondassero sulla verità, quantomeno sulla verità processuale. Guai. Ma prima di arrivare all'Iparota, noi dobbiamo dire in estrema sintesi, veramente, perché se ne è stato detto di tutto e di tutti coloro. In estrema sintesi, la testimonianza della Lipari conferma quantomeno la presenza di Scattone e Ferrari all'interno di quell'aula all'ora del delitto. Guardate come voglio essere prudente.
conferma quantomeno la presenza di Scattone e Ferrara all'interno di quell'aula all'ora del delitto insieme a Lalletto e al... Questo. E ha anche sempre detto di non aver visto nulla di penalmente rilevante. Ma almeno la presenza è quella. Lalletto è stata scoperta, diciamo così, perché l'ha indicata la Lipari. Liparota è stato scoperto, se possibile usiamo le espressioni più adatte per intenderci, perché l'ha indicato la Lipari. Prima tutti e due, Lalletto e Liparota, negavano di essere state in quella stanza, poi arriva una testimone come la Lipari e dice no, ma io ho visto Lalletto e Liparota. E su questo l'ha detto fin dall'inizio, quando nessuno sospettava minimamente, o comunque lo poteva sospettare ma non aveva la prova, che Liparota e Lalletto fossero in quell'aula. Questo almeno mi sembra la ricostruzione. E allora Lalletto e Liparota. E questo è importante. E allora dobbiamo ricordare, visto che ci siamo messi su un piano della prudenza e della obiettività, è quello che ci ha detto la Cassazione anche, quando ci dice, guardate, che le dichiarazioni della testimone Lipari, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come sono quelle che ci provengono dagli imputati Lalletto e Liparota, non hanno bisogno di riscontri esterni di questo tipo. È una testimone. Bisogna valutarne l'attendibilità intrinseca e vedere se dice la verità o no. E ci avverte ancora la Cassazione che se si è fatto ricorso ad essi, ciò è stato funzionale soltanto al vaglio di credibilità della testimone a causa del suo lento, faticoso e progressivo affiorare di ricordi e di dettagli. E allora i presunti aggiustamenti di cui tanto si è parlato, qual è la considerazione che noi dobbiamo fare? Dobbiamo fare la considerazione che sostanzialmente fa la Cassazione, che i presunti aggiustamenti non inficiano minimamente il valore sostanziale della testimonianza della Lipari, che deve essere quindi ritenuta pienamente attendibile, perché genuina, perché disinteressata, essendo rimasto accertato che il ritardo con cui sono stati fatti i nomi di Scattone e Ferraro è dovuto esclusivamente all'eccessivo scrupolo dimostrato dalla Teste di non voler coinvolgere in fatto così grave persone di cui non era pienamente sicura. Ma perché non ci vogliamo credere a questa donna che dice queste cose? Come facciamo a non crederci a uno che dice io ero tormentata? Mi veniva o mi ritornava nella memoria o mi veniva davanti agli occhi quel Ferraro che mi sembrava di aver visto in quella stanza, ma volevo essere sicuro. Avevo paura di coinvolgere una persona, peraltro del mio stesso, no, un assistente. E se poi sbagliavo? E quindi vedete che questa affermazione di questa ragazza, rivedetevi per cortesia quella videoregistrazione della Lipari, vedete di fronte a quale voi non l'avete visto, non avete fatto il processo di primo grado, ma è importantissimo, ecco perché si fa il dibattimento orale. Si parla di dibattimento orale perché i giudici devono vedere in faccia e sentire anche i testimoni. E il processo di appello è organizzato in questo modo, però per fortuna
oggi non soltanto abbiamo le fredde carte, come si diceva una volta, che erano anche difficili da consultare, oggi abbiamo la videoregistrazione. Nemmeno qui c'è, e te pare, perché poi naturalmente la legge lo prevede, ma c'è sempre qualcosa, anzi spesso c'è sempre qualcosa che non funziona. Ma comunque, qui siamo in sede di discussione, bisogna rassegnarsi anche a questo. Quindi voi ce l'avete e lo potrete vedere, e vedete il tormento di questa testimone. E ma come possiamo tacciarla di essere una testimone che ricorda falsamente? Perché nessuno ha detto che è falsa, ma che si incarbuglia con i suoi ricordi, no? Che sì, ma questo fa parte del gioco delle parti, della difesa. Se io pure sedessi in quel banco, userei evidentemente gli stessi argomenti, forse meno efficaci e meno... E allora questo è quello che noi dobbiamo tenere presente, signori, perché anche di questi... Io guardate che mi sto anche riferendo alla relazione del giudice Allader. Io sto anche affrontando tutta la problematica che giustamente il giudice Allader ha fatto emergere, e c'è quel passo in cui parla di condizionamenti, parla di aggiustamenti, parla di pressioni, e io sto rispondendo sugli aggiustamenti e sui condizionamenti. Non stiamo sorvolando, perché ci rendiamo conto, perché queste cose fanno parte del processo, e lo dice lo stesso giudice Allader nella sua relazione, quando dice: pur tenendo conto dell'insegnamento della Cassazione, dobbiamo però tenere presente che nel processo si parla di condizionamenti, di aggiustamenti, di pressioni, di costruzione artificiosa della prova e quindi della colpevolezza. E possiamo aggiungere costruzione calunnosa, perché una costruzione artificiosa va dritto verso la calunnia, o comunque può portare dritto alla calunnia. Comunque, anche a voler ritenere che il riscontro proveniente dalla testimonianza della Lipari è soltanto parziale, nel senso che la teste riesce a confermare con certezza soltanto la presenza dell'Alletto e del Liparota in quell'aula, non si può negare che la testimonianza della Lipari assume ugualmente notevole spessore probatorio di riscontro se si tiene conto degli elementi obiettivi emersi dai tabulati relativi alle telefonate fatte proprie dalla Lipari in quell'aula, in concomitanza con la presenza dell'Alletto e del Liparota nella stessa aula assistente, coincidente sicuramente con l'ora accertata del delitto, perché questo è il punto focale della prova da cui partire. Questo è l'appuntamento purtroppo del delitto in quell'aula, ma è anche l'appuntamento della prova in quell'aula. Da lì bisogna partire, ce l'ha detto la Cassazione del resto, per valutare l'attendibilità di tutti. Insomma, una volta accertata attraverso la testimonianza della Lipari la presenza dell'Alletto e del Liparota nell'aula assistente, in concomitanza dell'esplosione del colpo che attinse Marta Russo, tale circostanza assume una particolare importanza nella valutazione non solo della chiamata in realtà dell'Alletto, ma anche delle ed edero accusatorio del Liparota, soprattutto se si tiene conto che Yolanda Ricci, già nell'immediatezza del fatto, aveva dichiarato che il colpo proveniva dall'alto e precisamente dal primo piano, quello dell'Istituto di Filosofia del Diritto, escludendo fin da allora
che il colpo potesse essere partito dalla finestra del bagno di statistica, il bagno di sabato, al piano terra, come si era ritenuto in un primo momento. Andatevi a rileggere le dichiarazioni di Yolanda Ricci e vedrete che quando lei si mette davanti ai giudici, la prima cosa che dice in quel verbale, non lo voglio leggere perché altrimenti appesantirei la discussione e devo dare la parola al procuratore generale, ma io me lo ricordo, ce l'ho nella memoria. Dice: quando uno degli inquirenti, subito nell'immediatezza del fatto, mi ha chiesto se il colpo poteva essere partito da quel bagno a piano terra, io ho detto no, lo escludo con assoluta certezza. Queste sono le espressioni che usa. Il colpo, dice, è venuto dall'alto, dalla sinistra, e ha indicato proprio quella finestra. E comunque la sua testimonianza, come si legge nelle motivazioni di entrambe le sentenze, a cui noi sempre ci riferiamo per quanto riguarda la costruzione del fatto, sono sostanzialmente conforme alla testimonianza di Yolanda Ricci le dichiarazioni testimoniali di Francesca Marcatilli, Ferdinando Pastore, Maria Grazia Guerrazzi e Luigi Scarnicchia. Io non vi posso rifare il processo su queste dichiarazioni e leggerle, lo farei molto volentieri per convincervi della bontà del discorso che stiamo facendo, ma vi faccio questi richiami alla lettura di questi atti. Perché oltretutto, sempre volando basso e stando con i piedi a terra, prudente, noi vi ricordiamo queste testimonianze non certo per dire che esse sono determinanti ai fini dell'attendibilità intrinseca dell'alletto della stessa Liparota, le cui dichiarazioni sulla provenienza del colpo della finestra dall'aula assistente sono convergenti integrandosi a vicenda. Sto parlando usando altre parole, ma sto citando la Cassazione, perché altrimenti sarebbero fonti autonome di prova e qui non avremmo bisogno nemmeno della testimonianza dell'alletto, come la definisce la Cassazione, della testimonianza dell'Iparota. No, non sono determinanti a questo punto, ma si vuole soltanto, usando una stessa espressione della Cassazione, rilevare la compatibilità con quelle dichiarazioni accusatorie, perché ce l'ha detto lei, la Cassazione ha detto: considerate, valutati complessivamente, ritenute compatibili con la chiamata in realtà e quindi rafforzative di quella chiamata. I parametri che stiamo utilizzando sono quelli indicatici dalle che noi chiamiamo direttive. Compatibilità con quelle dichiarazioni accusatorie, che ne escono indubbiamente rafforzate, quantomeno sull'avvenuta esplosione del colpo da quella finestra. Poi non vogliamo discutere della prova generica e non vogliamo discutere dei vari giudizi che normalmente nelle aule giudiziarie danno i periti quando parlano di compatibilità. E perché? Perché vogliamo negare la realtà. No, vogliamo negare la realtà, quella che è la realtà di queste aule, quella che è la realtà del mondo, quella che è la realtà vera, in cui la scienza non riesce a dare dei giudizi precisi, netti, certi, inequivocabili. E l'uomo non deve trasformarsi, non voglio usare la parola, ma deve essere umile e accettare quello che è possibile accettare, ma non può nemmeno calpestare un giudizio di compatibilità, perché altrimenti calpesta la sua dignità
di uomo che non riesce ad ottenere un risultato certo, sicuro, tranquillo, ma si deve adattare e deve vedere se per caso quell'elemento che pur non si fornisce quella certezza sia compatibile o sia incompatibile con un altro elemento, perché questa è l'umiltà della ricerca della prova nel processo penale. E con questa realtà noi ci confrontiamo ogni giorno tormentosamente, con i testi che dicono e disdicono, con i testi che ammettono e ritrattano, con i testi che fanno finta di non sentire e con quelli che invece fanno scena, con i periti che messi l'uno di fronte all'altro, pur essi autorevoli, dicono una cosa e il contrario di quella cosa. Questa è la realtà del processo, come è la realtà anche della vita. E allora quando si dice che gli altri elementi di prova devono essere valutati complessivamente per vedere e se sono compatibili con la chiamata di eredità, e beh, allora non possiamo dire che un giudizio di compatibilità non ha alcun senso, non ha alcuna rilevanza, perché in un caso soltanto questo ragionamento si può fare, quando quel giudizio esclude in modo certo e assoluto che quella cosa possa essersi verificata in quel modo oppure si sia verificata in quell'altro modo, almeno secondo me. Poi può darsi che sbagli. Io ritengo che in questo processo, lo dico sinceramente perché io non ho peli sulla lingua, in questo processo l'unico elemento che ci può fare mettere in dubbio che quel colpo sia stato sparato da quella finestra, signor Presidente, è una perizia granitica, se vogliamo dire la parola generica, granitica, che ci dice, che esclude in modo granitico che quel colpo possa essere partito da quella finestra. Questo io penso. E lo dico. Soltanto in un caso io mi inchiderei e valuterei la perizia o il giudizio peritale, perché attenzione che noi parliamo anche sempre di giudizio peritale, e non è che voglio adesso aprire una parentesi e parlarvi di che cosa è la perizia, di che cosa sono i periti che emettono un giudizio e che cosa è il peritus peritorum, che è il giudice, perché altrimenti la legge non lascerebbe al giudice di essere il peritus peritorum. Quindi il perito esprime un giudizio. Ed è soltanto un giudizio in cui si affermi che si esclude in maniera ed è convincente che da quella finestra si possa essere sparato, allora questo può entrare in contrasto con tutta quella prova testimoniale che afferma il contrario. E allora ci potrebbe venire veramente qualche dubbio. Perché allora in questo caso il dubbio sarebbe ragionevole, non sarebbe più ingannatore, sarebbe invece rivelatore. E allora, scusatemi questa parentesi, ma volevo dire che, analizzando anche queste testimonianze, si vuole soltanto rilevare la compatibilità con quelle dichiarazioni accusatorie, che però ne escono indubbiamente rafforzate, quantomeno sull'avvenuta esplosione del colpo da quella finestra, e non certamente sugli scontri cosiddetti individualizzati. L'iparota che entra in quell'aula prima dell'alletto vede infatti Scattone e Ferrari affacciati proprio a quella finestra,
che poi è la stessa finestra davanti alla quale Lalletto vede Scattone con la pistola in pugno e con il braccio teso leggermente flesso verso l'esterno. Liparoda non vede la pistola, ma sente un suono cupo e capisce che quei due avevano sparato, come scrive lapidariamente nel biglietto di cui abbiamo parlato nella scorsa udienza. Entrambi però concordano nel dire che Ferraro, subito dopo il colpo, si era portato entrambe le mani nella testa, in segno di disperazione. Questi sono gli elementi più importanti nell'estrema sintesi che stiamo utilizzando. Circostanza dei due affacciati alla finestra, circostanza di questo suono cupo, tonfo, chiamatelo come volete, tuono attufato, ha detto il giudice Allade, botto attufato e così via. Poi vedremo, in tema di anche qualificazione giuridica del fatto, che quale rilevanza possono avere queste circostanze cosiddette, così circoscritte, importanti. Ma sono importanti, signore, anche ai fini della valutazione dell'attendibilità, e cominciamo a entrare nel campo di Paroda, dell'attendibilità intrinseca non soltanto del Lalletto, ma anche degli Parota. Perché, diciamolo sinteticamente, quando Liparoda dice io mi sono appiattito quando ho scritto quel biglietto, oppure quando ho fatto quelle dichiarazioni al GIP in carcere, a quello che emergeva dalla ordinanza che io avevo letto, perché io non crederò mai che gli inquirenti gli abbiano detto tutte le circostanze del fatto. Non ci credo. L'ordinanza, io ho dato l'ordinanza, gli ha detto confessa perché ha confessato anche Lalletto, ma non è che sono andati lì a dirgli guarda che Lalletto ha detto questo, ha detto quest'altro, ha detto che Ferraro si è messo le mani nei capelli. Pensate un po', questo elemento che è stato fortunosamente utilizzato per la derubricazione del reato, da omicidio no? Ti pare che un inquirente gli va a dire una cosa del genere? E poi, cosa fanno rilevare i giudici che vi hanno preceduto? Non è che noi abbiamo un elemento di un testimone che dice sì, io ho detto di dire che quei due erano affacciati alla finestra e lei l'ha ripetuto. Beh, no, non ce l'abbiamo. C'è nell'ordinanza affacciati alla finestra? Se poi me lo fate leggere, c'è nell'ordinanza che Ferraro si era messo le mani nei capelli? Poi se me lo fate leggere, in sede di replica farò mia colpa. Io non l'ho trovato. Io che mi spulcio anche le piccole note nella cosa, non l'ho trovato. D'altra parte l'ho fatto in senso doveroso, perché quando nei motivi di appello si dice questo e poi io lo vado a cercare nella sentenza, io non lo trovo. Questa è la prima cosa che noi facciamo quando leggiamo una sentenza appellata non soltanto dalla difesa, ma appellata addirittura anche dal pubblico ministero. Quindi per scrupolo tu lo vai a leggere, no? E beh, io ce l'ho qui, l'ordinanza, rileggetevela e trovate questa espressione. Ma che cosa ci dice il furbo di Paroda quando ritratta? E ci dice sì, perché i giudici fa le contestazioni evidentemente. Sì, ma io ho aggiunto anche delle circostanze
nuove o diverse da quelle per far vedere che non mi ero appiattito sulla ma i giudici non ci hanno creduto, perché anche questo Rivarotta per suo si difende giustamente. Chi è che lo vuole? Poi lo critichiamo sotto un altro aspetto, però una critica a una certa tecnica difensiva, a una certa tesi difensiva, fa parte del nostro lavoro, perché no, poi noi ci dobbiamo credere, o come non dobbiamo avere un solo, noi non ci crediamo. E allora io vi ho indicato queste 3 circostanze soltanto per farvi rilevare come quella scrittura di quel biglietto, perché poi ne abbiamo parlato e ne abbiamo parlato tanto, non può essere addebitata ad una pressione oltre misura o addirittura a quella costruzione artificiosa accusatoria da parte dell'Iparotta su volontà degli inquirenti. Mi sembra una cosa assurda in questo processo. E quindi, stringendo il campo, come si fa nel cinema o in televisione, sui riscontri individualizzanti, il coinvolgimento dell'esplosione di Scattone e Ferraro, bisogna riconoscere che i riscontri maggiori della chiamata in realtà dell'alletto provengono proprio dalle dichiarazioni di quelle auto ed eteroaccusatorie di quello di Iparotta, che noi stiamo già valutando attendibili sotto il profilo della intrinsecità. Perché qui veramente abbiamo il campo stretto, come si suol dire, il campo stretto, e abbiamo il campo stretto su Scattone e su Ferraro. E il campo stretto su Scattone e Ferraro ce li vede prima affacciati alla finestra. Perché? Perché l'alletto viene dopo l'Iparotta. L'Iparotta c'è già nell'aula. Non si sa bene quando è arrivato, non si sa bene da quanto tempo c'è, ma certamente c'è prima dell'alletto. E allora quel affacciati alla finestra, se è precedente all'ingresso dell'alletto, non può essere visto dall'alletto, perché l'alletto vede in un momento successivo Scattone che si ritrae dopo aver messo il braccio teso, flesso verso l'esterno. E quindi questa circostanza dell'essere insieme affacciati alla finestra, che fa pensare all'Iparotta che insieme hanno sparato, perché così dice, è una cosa stretta che vede l'Iparotta ma non vede l'alletto, non vede l'alletto. Questo è chiaro, perché l'Iparotta ha potuto stringere il campo sui 2 nel momento in cui stavano affacciati alla finestra, perché evidentemente questo episodio dell'essere affacciati alla finestra si verifica un momento prima che entra nell'alletto. E allora noi non abbiamo il riscontro nell'alletto. Però il riscontro è indiretto, perché chi poi viene visto accanto alla finestra ritrarsi dopo aver sparato addirittura, è chiaro che fa pensare che prima stava piegato verso la finestra, affacciati, interpretato come volete, affacciati alla finestra. E questa circostanza è estremamente rilevante poi ai fini della qualificazione giuridica del fatto, di cui noi abbiamo parlato nello scorso processo. E perché da lì si sono potuti anche rendere conto in quel giorno, in quel momento, di quello che era quel dialetto, del via vai della gente. Non è che improvvisamente Scattone va verso la finestra, prende il braccio, lo flette e spara, senza sapere in quel momento se non c'era nessuno, considerata l'ora naturalmente, perché certo che se l'ora del delitto fosse stata individuata in quella di mezzanotte o delle 2 di notte o delle 3 del mattino, non staremmo a fare queste considerazioni, no? Perché io posso andare nell'aula, so che in quel momento no,
voglio sparare tanto per sparare, per provare una pistola, e sono sicuro che in quella strada a quell'ora di notte, a quell'ora del mattino non c'è nessuno, ne sono sicuro. Se poi per caso il diavolo si mette la coda e mi fa passare una persona che in quel momento è sveglia di mattina alle 3 di notte o sta rigasando alle 4 del mattino e io la colpisco, allora io posso dire, vabbè, ma io ho sparato ma credendo proprio che non ci fosse nessuno. Come mi potete addebitare? Obiettivamente non c'era nessuno, non ci doveva essere nessuno. No, qui si spara dopo che si è affacciati alla finestra e dopo che si è visto quello che succedeva in quel luogo, in quel vialetto. Da questo ve lo dirà con parole molto più pregne l'avvocato generale. Io le utilizzo in punto di fatto, in punto di responsabilità e in punto di riscontro alle dichiarazioni dell'alletto da parte del Liparotta. Che peraltro, signor Presidente, sono confortate anche dalle dichiarazioni della madre Rosangela Villella. Signor Presidente, io non voglio rubare il tempo all'avvocato generale. Io credo di aver detto quello che era l'essenziale, perché è chiaro che qui ne potremmo parlare per ore e per ore ancora. Mi piacerebbe puntualizzarvi tutto, farvi vedere i confronti, i raffronti e così via. E così via. Io vorrei cedere per il momento la parola al procuratore generale per riprendere poi il discorso brevemente sulla contrapposizione che c'è forte nel processo fra questo che abbiamo costruito attraverso le due chiamate in realtà, attraverso il tribunale, e gli alibi dell'imputato. E poi passare subito alla qualificazione giuridica del comportamento di Liparotta, la qualificazione giuridica del penale e richiedere due pene. Mi sembra che sia lineare. Grazie. Signor Presidente, solo la parola. Non mi creda, non senza disagio, un certo disagio, prendo la parola da questo banco, perché negli oltre 40 anni di esercizio della funzione giurisdizionale ne ho fatti 30 di giudicante penale, come voi tutti sapete, e il disagio deriva dal fatto che molti degli autorevoli rappresentanti del foro qui presenti mi hanno avuto come giudice terzo e imparziale dall'altra parte. Non era necessario che io presentassi a questo e al precedente processo di appello, soprattutto adesso che ho tutto il peso della Procura Generale sulle spalle, ma è che leggendo gli atti nella prima fase del giudizio di appello ho sentito l'imperativo categorico della mia coscienza di contribuire a far trionfare il diritto e non il delitto. La vostra sentenza deve ristabilire l'ordine giuridico violato e deve rendere giustizia non solo agli imputati ma anche alle parti lese e alla società turbata dal delitto. In base alla mia esperienza so che molte decisioni sono sofferte e travagliate, anch'io ne ho sofferto tanto, molto severo, ma guai a quel giudice che non trovi in sé, quando vi sono delle prove certe, non trovi in sé la forza e il coraggio di condannare. Perché se da un lato c'è la libertà, dall'altro lato c'è una vita spezzata, e questo si chiama giustizia, non vendetta. Io non ripercorro
l'ha fatto già abbondantemente il sostituto Marini, tutti i plurimi elementi di specifica e anche gli accenni ai riscontri di generica e di specifica stessa. Mi soffermo soltanto, come già annunziato il sostituto, sulla deposizione della Villella, che io ritengo che sia la voce che debba dare tranquillità e serenità alle vostre coscienze, e poi sulla qualificazione giuridica del fatto come dolo eventuale, che sono praticamente i due motivi di ricorso per Cassazione da me predisposti e poi firmati anche dal Procuratore Generale, e non senza rilevare che le deposizioni sono del tutto estranee a qualsiasi interesse particolare, provengono da soggetti diversi per estrazione familiare, culturale e sociale. Trovano riscontro non solo nella generica, che a noi interessa soltanto sotto il profilo della compatibilità con la dinamica dei fatti così come espressa e delineata dai testi e dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità. Quindi trovano riscontro, ma come ha già sottolineato il collega Marini, in tutta una serie di tasselli di specifica che a mio avviso sono incontrovertibili. Opinando altrimenti bisogna dimostrare l'interesse alla calunnia di tutti, testi e non testi, il che è indimostrabile perché non esiste. A ciò si aggiunge la falsità degli alibi, e di questo non potete non tener conto. La Villella, ecco, dicevo, perché i toni di sincerità di una madre difficilmente si colgono, e in questa deposizione per fortuna si colgono. La Villella ha dichiarato che 2 o 3 giorni dopo il ferimento di Marta Russo, avendo notato che suo figlio era particolarmente ansioso, gli chiese insistentemente se gli fosse accaduto qualcosa. Egli le riferì che aveva visto Scattone e Ferraro dentro la stanza, che sapeva che avevano sparato, che era stato da loro minacciato di morte. A quel punto madre e figlio si erano messi a piangere. Quale maggior accento di verità in questo abbraccio da madre e figlio? E che forse questo gliel'hanno suggerito i difensori, che gli inquirenti con molta sensibilità hanno consentito di parlare prima dell'esame alla madre, prima di introdursi nella intimità, nella privacy di questa povera madre, con quel dramma che sapeva incombeva sul figlio. Forse si deve pensare che i difensori abbiano subornato la madre a dire delle falsità, o quando addirittura l'interesse della madre non poteva che essere del tutto antitetico a quello che ha dichiarato, se è vero che aveva interesse a dire il falso. Quindi accento di verità in tutti i sensi, e quindi il test è indifferente, come ho già detto, ma casomai con un interesse del tutto antitetico a quello della calunnia, perché qua l'alternativa rispetto, non solo rispetto alla Villella, ma rispetto a tutti gli altri testi, è o hanno detto il vero o c'è la calunnia, e della calunnia bisogna dimostrare l'interesse di tutti i soggetti, dalla Olzai, dalla Lipari, all'Alletto, eccetera. E questo è il punto di fatto. In diritto la difesa perspicuamente ed autorevolmente aveva sostenuto che la voce della Villella non esisteva più e non era utilizzabile, perché
gli articoli 512 e 513, dopo la revisione costituzionale del 111 della Costituzione e le sentenze della Corte Costituzionale 439 e 440 del 2000, avevano spazzato via la voce della Villela. Ma così non è. Difatti io mi sono appagato del fatto che la Corte d'Assise abbia accettato la tesi esposta dal sottoscritto in sede di replica finale, ma non ho potuto accettare che dopo che mi dice che le dichiarazioni sono utilizzabili, poi mi dice che sono prive di efficacia probatoria. Ecco il motivo di ricorso per Cassazione su questo punto. Dunque, la difesa, a mio avviso, modesto avviso, erroneamente, aveva sostenuto quindi che ci fosse stato un effetto abrogativo, quindi che trova da parte delle sentenze 440 e 439 del 2000, che naturalmente se fossero state sentenze di incostituzionalità trovavano ostacolo solo nelle situazioni esaurite, e questa esaurita non era. Ma era un errore, perché questa era una sentenza interpretativa di rigetto, quindi non aveva la stessa forza retroattiva di spazzar via quello che le norme, se non tutt'al più la sentenza interpretativa di rigetto ha una funzione ex nunc, sia ai fini dell'ermeneusi sia ai fini della non applicazione, ma mai ex tunc come le sentenze di dichiarazione di incostituzionalità di una norma. Poi qua nella fattispecie eravamo in un'ipotesi particolare, cioè quella della successione delle leggi costituzionali nel tempo. Noi avevamo il primo 111, quindi la norma del 513 era protetta prima dal 111 preesistente, la norma successiva, poi il 111, cioè norma di rango superiore costituzionale, dunque succede, ed ecco che succedendo poi si apre il problema della transitorietà. Ecco, la norma primaria e quella secondaria precedente alla revisione costituzionale cessano di avere efficacia ex nunc, quindi, e non ex tunc, tranne che il legislatore, in base ad una scelta discrezionale ragionevole, non determini, come è avvenuto con la normativa transitoria, il famoso articolo 1 secondo comma del decreto legge di attuazione del 111, una limitata retroattività dei nuovi principi che altrimenti non si sarebbe prodotta. A supporto di quanto affermato, e cioè anche il discorso siamo nell'ipotesi del fenomeno della successione delle leggi costituzionali nel tempo, io ho citato, poi mi propongo di darne una copia anche alla Corte, le sentenze della Corte di Cassazione sezione sesta dell'11 maggio 2000 e 28 maggio 2000. Ma poi c'è soprattutto la norma, come dicevo prima, la norma del secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 7 gennaio 2000, che così recita: le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore sono valutate, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, e queste erano acquisite al fascicolo del dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con altre modalità. Pertanto la voce della Villela ancora esiste in questo processo e serve, come l'ho detto prima, a dare tranquillità e certezza ai giudicanti, perché è corroborata e supportata da altre dichiarazioni e testimonianze. Ma vedi più, la norma è passata al vaglio della Corte Costituzionale, che ha deciso con la sentenza 381 del 2001, nella quale ha detto che la norma appunto ha salvaguardato i principi del 111 della Costituzione, proprio perché non si è limitata a dare validità alle dichiarazioni rese sotto il precedente regime, ma ha richiesto delle condizioni appunto che la salvaguardano dal giudizio di incostituzionalità, e cioè
il fatto che le dichiarazioni fossero state inserite nel dibattimento e il fatto di richiedere che fossero supportate da altri elementi probatori. La sentenza è qui, poi la Corte l'avrà già, ma io assieme a tutto il resto alla fine darò copia di tutto alla Corte anche per rendere più facile il compito. Rispetto ai supporti, è inutile che io mi soffermi su quanto ha già dichiarato il collega Marini. Ecco, l'accento di verità della Villela, cioè l'abbraccio da madre e figlio. Come si può pensare a una cosa costruita, ma poi costruita così, indotta da chi? Dai difensori che erano andati a parlare prima alla madre. È una cosa che è proprio assolutamente al di fuori di ogni razionalità e di ogni logica. E poi anche l'accento di verità di certi, ecco, io faccio solo dei flash adesso per la giuria perché me l'ha fatte abbondantemente il collega Marini. La Lipari fotografa la situazione con una frase molto significativa appena entra nella stanza. Nella stanza v'era il gelo, dice la Lipari. La stessa frase è ripetuta più volte dalla Letto, descrivendo l'istante in cui entrò la Lipari. Cadde il gelo, perché l'elemento estraneo che interveniva dopo un fatto traumatico e delittuoso addirittura. E poi quello che ha richiamato anche il collega Marini, tra Lipari e tra Letto e Liparota, il gesto obiettivo, il dato obiettivo del portarsi la mano ai capelli, due testi sentiti completamente e separatamente, in posizioni del tutto diversi, sia come ambito familiare, sociale, non avevano rapporti, non avevano idee. A un certo punto, guarda caso, convergono su un particolare che ha una significazione tutta sua, proprio il gesto che è strettamente e logicamente collegabile all'evento, allo sparo, il gesto di portare la mano ai capelli, e cui i giudici se ne sono serviti e la stessa Procura Generale ha valutato nel non ricorrere per Cassazione la condanna del Ferraro e la qualificazione giuridica che era stata fatta per Ferraro, e se vale a favore del reo non può solo farsi un usum delfini di questi dati estremamente obiettivi, significativi e direi icastici. Allora, a questo punto passo subito al problema del dolo eventuale, che è un problema molto, probabilmente molto delicato e difficile per la giuria. Io cercherò, naturalmente devo parlare tecnicamente e toccherà poi, se non sarò stato in grado il fatto come omicidio commesso con dolo eventuale, ritenendo che la condotta dello scattone fosse da inquadrare nella fattispecie dell'omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. Pur dando atto, questo scrivevo nei motivi di ricorso per Cassazione, che la sentenza sul punto ha motivato effettuando un'analisi della dottrina e della giurisprudenza, senza però trarre le adeguate conseguenze finali, diciamo noi, non convince la conclusione che nella fattispecie concreta, intendendo tutto il contesto dell'azione, lo scattone, pur non accettando, ecco queste sono le parole virgolettate, le parole della sentenza, pur non accettando il rischio di provocare la morte, sparò con modalità tali, braccio teso, pistola portata al limite del davanzale, direzione di tiro pericolosa, in modo quindi da far ritenere con certezza che egli si prospettò il rischio pur respingendolo. Perché è chiaro che l'illogicità per noi era manifesta sul punto. Non si riesce a comprendere da che cosa, cioè o atti preparatori, dinamica dell'azione, atteggiamento successivo,
Quindi da che cosa di tutto questo si può desumere che egli abbia inteso respingere il rischio, sottolineavo nel ricorso alla Suprema Corte. E poi dicevo, probabilmente vi è una diversa catalogazione concettuale sul dolo eventuale tra la Corte e l'organo di accusa, ed è per questo che se ne chiede la verifica al Supremo Collegio. La Corte, come sapete, sul punto ha annullato e ha demandato a voi di decidere. È risaputo che quella del dolo eventuale è una categoria dottrinaria e giurisprudenziale, che la realtà fenomenica ha evidenziato, onde evitare che gravi fatti rimanessero al di fuori del paradigma di cui all'articolo 43 del Codice Penale, cioè del dolo diretto. Ecco, questa categoria concettuale del dolo eventuale è stata nucleata dalla dottrina e dalla giurisprudenza proprio per evitare che alcuni fatti delittuosi in cui mancava il dolo diretto, ma egualmente gravi, rimanessero impuniti. Giova ricordare che la configurabilità del dolo eventuale ha innanzitutto per presupposto che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato, quindi nel caso di specie senza la finalità di uccidere, altrimenti egli agirebbe con dolo intenzionale e diretto, quindi non saremmo nella categoria del dolo eventuale o indiretto. Superate le teorie, ecco, queste sono le teorie dottrinarie per poi arrivare a una teoria, cioè a una quasi norma, che è quella del progetto Grosso di riforma al Codice Penale, che ha dato una definizione ormai che possiamo definire prelegislativa, perché fa parte di un progetto che sarà portato avanti in Parlamento. Superate le teorie della possibilità, cioè previsione della concreta possibilità del verificarsi di un evento lesivo, della probabilità, nel senso che l'agente si rappresenti non soltanto come concretamente possibile, ma come probabile la verificazione dell'evento stesso, e del consenso, che sembrerebbe invece quella a cui la Corte d'assise precedente avrebbe aderito, cioè approvazione interiore della realizzazione dell'evento preveduto come possibile. La dottrina dominante e la giurisprudenza convergono nella cosiddetta teoria dell'accettazione del rischio, di cui sa che la consapevole accettazione del rischio si approssima in sede di valutazione penalistica alla vera e propria volizione del fatto. Ecco, questo è. Praticamente sono arrivati a concludere, ecco, che l'accettazione del rischio nella valutazione penalistica ha il parallelo, è lo stesso pendant della volizione del fatto. Per contro, ove il soggetto si rappresenti la possibilità dell'evento lesivo, ma confidi con certezza nella sua concreta non verificazione, si avrà colpa cosciente o con previsione, e questo è Fiandamusco che lo dice. La suddetta teoria ha quasi un sostrato normativo, come avevo detto prima, nel progetto preliminare di riforma del Codice Penale, cosiddetto processo grosso, all'articolo 32 lettera B, che forma la seguente definizione del dolo eventuale. Ecco, e questa è quella del progetto grosso di riforma del Codice Penale, perché naturalmente si sono dati carico in sede di riforma del Codice Penale di questa categoria dottrinaria giurisprudenziale, che però non trovava riscontro nel Codice Penale come norma, come precetto. Dunque, dalla seguente definizione: agire rappresentandosi la realizzazione del fatto come altamente probabile, accettandone il rischio. In detto ambito concettuale, la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma l'agente lo accetta come conseguenza eventuale accessoria della propria condotta, sicché egli, pur non intendendo realizzarlo o anche sperando che non si verifichi, quindi c'è anche la speranza che non si verifichi, tuttavia ne accetta il verificarsi, e pertanto tra volontà ed evento non esiste quel rapporto di contraddizione
quella controvolontà che per legge deve caratterizzare la colpa anche cosciente. E questo è il più grande penalista dei nostri giorni, cioè il Mantovani, che afferma questo concetto. Quindi tra volontà ed evento non esiste quindi quel rapporto di contraddizione, quella controvolontà che per legge deve caratterizzare la colpa cosciente. L'evento può dirsi accettato in tutti i casi in cui la gente si rappresenta la possibilità positiva del verificarsi di esso, b, permane altresì nella convinzione o anche soltanto nel dubbio che esso possa concretamente verificarsi, anche soltanto nel dubbio che esso possa concretamente verificarsi, tiene ciò nonostante la condotta, quali ne siano gli esiti, anche a costo di cagionare l'evento e perciò accettandone il rischio. Con una presa di posizione, con una scelta di volontà orientata quindi non nel senso della lesione, non del rispetto del bene, cioè nel senso della lesione, ma non del rispetto del bene tutelato. Se il soggetto non avesse inteso correre il rischio, si sarebbe astenuto dalla condotta, e questo è Padovani che dà questa ulteriore specificazione. Con riferimento alla fattispecie concreta non sembra possibile far rientrare l'elemento soggettivo nel paradigma della colpa, sia pure cosciente. Tanto ciò è vero, che la sentenza ordinanza della prima sezione penale del 15 ottobre 97, emessa in sede di giudizio incidentale deliberato nel caso di specie, sulla toglianza specifica della difesa ha affermato: non è illogico ravvisare la dolosità dell'omicidio commesso con un colpo di arma da fuoco esploso nella mattina di un giorno lavorativo verso un viale di una struttura universitaria, per le caratteristiche di tempo e di luogo ovviamente frequentato da studenti e personale. La motivazione seguita dal Tribunale in questa prospettiva è la Cassazione, che parla del Tribunale del riesame, con riferimento alle modalità del fatto ed alla possibile configurazione di dolo eventuale, appare razionale e correlata allo stato degli atti, in assenza di indicazioni alternative che possono diversamente connotare l'episodio. La sentenza della Suprema Corte è del tutto in sintonia con la fattispecie che ci occupa ed aderente ai principi enunciati in dottrina e in giurisprudenza. Dunque la sentenza, dopo aver evidenziato le modalità dello sparo, braccio teso, pistola portata al limite del davanzale, direzione di tiro pericolosa, afferma che lo scattone si prospettò il rischio pur respingendolo. Tale inciso, dopo la prima affermazione, è del tutto illogico, sia sul piano teorico che su quello operativo. L'accettazione del rischio è condizione necessaria e sufficiente, in quanto il soggetto agente tiene la condotta anche a costo di cagionare l'evento, che sparando con una pistola può essere sia il ferimento che l'uccisione di una persona del mucchio. Aggiungendo l'elemento della reiezione psichica, come ha fatto la Corte d'Assise precedente, si ritorna alla cosiddetta teoria del consenso, che dovrebbe consistere in un'approvazione interiore dell'approvazione dell'evento preveduto come possibile. A riguardo, peraltro, è stato giustamente obiettato che nell'ambito di un diritto penale orientato alla protezione dei beni giuridici ed ispirato al principio della colpevolezza per il fatto, non può assumere rilevanza decisiva il semplice atteggiamento interiore dell'agente. Queste sono Fiandaca Musco che lo afferma. Pertanto la colpa con previsione resta confinata alla fattispecie del tiratore di coltelli che confida nella propria capacità ed abilità, all'automobilista temerario che ha eccessiva fiducia nelle proprie doti, per cui v'è la speranza di non verificazione dell'evento. Si potrebbe anche portare l'esempio, poi ho aggiunto io, del tiratore scelto che spara con la speranza di colpire solo il sequestratore e non l'ostaggio,
Questo è un caso di colpa con previsione. L'ipotesi contestata esula del tutto dagli esempi di scuola. L'unica ipotesi possibile, e questo è un altro esempio che ho dato un po' per portarla al paradosso, che ho ipotizzato per portarla al paradosso, l'unica ipotesi possibile di colpa, peraltro senza previsione, potrebbe essere quella che lo scattone avesse sparato verso l'alto colpendo un muratore che aggiustava il tetto o un paracadutista che il vento aveva portato sopra i viali dell'Università La Sapienza. Con ciò io finisco e mi riservo in sede di replica finale di intervenire su eventuali altre questioni giuridiche che saranno prospettate dalla difesa e passo la parola al collega Marini per le conclusioni finali. Sospendiamo 5 minuti, Presidente. 5 minuti. 5 minuti. 5-10 minuti, sì. La Corte. Ci vuole un po' di tempo, Renato, se devi... E il procuratore generale di quanto tempo ha bisogno per organizzare gli interventi poi della difesa di parte civile? Un'oretta, Presidente. Poi come facciamo? Parte civile che vuole fare? Per quello che riguarda la parte civile penso che la Corte d'Assise possa ascoltare sicuramente la collega dell'Università che ha preannunciato di parlare poco. Io parlerei anch'io poco, però data l'età, a seconda da che arriviamo, preferirei che parlare la prossima udienza. Magari in apertura anche il mio intervento non sarà lunghissimo. Prossima udienza è il 28, è vero? Sì. Il 28 comincia a parlare anche la difesa però, Parleremo delle 3 parti civili, Presidente. Sì, ma basta, anche comincia a parlare pure la difesa, no? Non credo che impiegherete più di 3 ore voi. No, per quello che... Uno parla oggi. Io rispondo, cioè, quello che riguarda me, sia per la mia età, sia per gli argomenti che non saranno poi tantissimi, io in mezz'ora 40 minuti me la cavo. E in questo mi impegno fin da ora. Gli altri non so. Ma mi pare che uno degli avvocati aveva chiesto di parlare proprio il 28, è vero? Come disponibilità per quanto Sì. riguarda la difesa di Parota Sì. non c'è problema, nel senso che se il professor Perché poi era Lucidi- impegnato, mi pare, il 29 o il 30. Il 29 è eccetera. impegnato, Quindi il potrebbe 30 poi cominciare invece sarebbero liberi. non l'avvocato di Ferraro, né gli avvocati di Ferraro Io né quelli parlo di con la Scartone, ma difesa di di Parota Parota. sì. Il 28. Il 28 comincia a parlare pure la difesa, perché la parte civile le esauriamo in meno di 3 ore.